Ieri notte abbiamo dormito lì, fuori dalla questura. Ci dice uno dei 10 pakistani. E che cosa vi hanno detto i poliziotti, chiediamo? Questa mattina ci hanno detto di andare via di qui, questo non è posto per dormire. Rischiano di dormire anche stanotte per terra e al freddo i pakistani richiedenti asilo da giorni fuori la questura, per i quali nessuno è riuscito a trovare un posto, né prefetto né comune o Caritas o cooperative che siano. Ma loro oggi chiedono alle istituzioni un po' di umanità e lanciano un appello a chiunque voglia aiutarli, anche solo provvisoriamente. I appeal to the government of Italia that do some specific task for us and provided us. Questa è una discriminazione, la dimostrazione che per il governo vi sono immigrati di serie A e B, dice sulla questione il presidente di regione Luca Zaia. A Treviso intanto il dormitorio di via Pasubio sarebbe pieno e alla Serena 10 posti in più proprio non sarebbero disponibili. Abbiamo chiesto un impegno concreto alla prefettura per insieme affrontare questo tema. Visti tanti immobili presenti a Treviso e considerato che i comuni sono la casa di tutti, forse potrebbe essere questa la soluzione, anche se per una sola notte. Purtroppo questa è un'emergenza alla quale bisogna rispondere anche aprendo le proprie porte di casa.